Sarà sicuramente una cosa suggestiva con le torce. Esatto. E niente, cerchiamo di divertirci, un bel percorso sicuramente, la città la conosciamo, ma in questa veste no. Io ho fatto 300 maratone. Ecco, parliamone. Sì, sai io sì. È il suo 50° compleanno. Oggi. Ho fatto anche il loot a Cortina, e il centro del Monte Bianco, cioè ho fatto tante cose. In città è la prima volta. Ma la corsa in notturna con la torcia. No, è una curiosità di vedere come hanno sfruttato le salite a Treviso per creare un trail. Veniamo da Belluno. Abbiamo sentito tanta pubblicità su questa corsa non competitiva e competitiva. Siamo abituati a correre in montagna, Transiveta e queste cose qua. E per chiudere la stagione facciamo questi 10 km. Così per rilassarsi un po'. È un'esperienza alternativa, nuova e interessante, che è di forte aggregazione e sinergia, e soprattutto per qualcosa che è un obiettivo sociale, positivo e per tutti. Io sono più bucolica invece, è anche un modo per vedere Treviso in maniera diversa. Più divertimento, qualche variabile inaspettata, quindi sì, siamo curiosi. La montagna in città, al posto di sentieri e vette, scalinate, ponti e fontane da superare di slancio a perdifiato. A voi le impressioni dei protagonisti e le immagini del debutto del Treviso Urban Trail Centro Marca Banca, originale corsa fuoristrada che alla prima edizione ha raccolto applausi divertendo gli oltre 600 partecipanti. Si è corso al chiaro di luna e per illuminare il tragitto, come in ogni trail notturno che si rispetti, gli organizzatori di Corri Treviso hanno richiesto agli atleti l'utilizzo di una lampada frontale. Sottili fasci di luce in movimento hanno così illuminato strade e piazze. Uno spettacolo nello spettacolo. Beh, bellissima queste luci frontali per Treviso, ragazzi, è stata una serata indimenticabile. La pensavamo così, ma non così bella, così illuminata, veramente una grande soddisfazione. Beh, il bilancio è più che positivo, più di 600 iscritti, quindi non poteva iniziare nel modo migliore. Ci ripaga di tutte le fatiche di questi mesi organizzativi e quindi grazie, proprio veramente una serata stupenda. L'Albo d'Oro del Treviso Urban Trail Centro Marca Banca è stato inaugurato da Tiziano Scatolin e Giulia Delgado. Scatolin, 29enne di Valdobbiadene in forza alla SD Due Rocche, ha chiuso i 9 km di gara in 30 e 28. Un bellissimo percorso perché io non conosco molto bene Treviso e quindi è stata un'occasione per scoprire gli angoli più remoti e sconosciuti per me della città, che è molto bella e è stata una bella opportunità. Queste gare servono molto per fare base, per fare, diciamo, motore, tra virgolette, quindi ne approfitto e alla fine mi diverto anche qui. Giulia Delgado, 22 anni, di Olmi di San Biagio di Callalta, ha fermato il cronometro a 36,05. Anche nel suo caso una corsa in solitaria. Questo percorso mi è piaciuto, è un percorso che è stato abbastanza veloce. I volontari poi sono stati molto bravi anche a segnare il percorso e devo dire che mi è piaciuto nonostante comunque Treviso si trovi in pianura e comunque salite non ce ne sono un granché, comunque hanno saputo sfruttare, diciamo, gli scorci di Treviso molto bene. Tra le società, nella classifica per numero di iscritti, gradino più alto del podio per Ride Your Dreams Treviso, 29 iscritti davanti a Percorrere il Sile e alla SD Scarpe Bianche. È stato molto bello percorrere le mura anche con le luci in contrapposizione e soprattutto i vicoli stretti vicino alla pescheria sono stati veramente suggestivi. Partenza pochi minuti dopo le 20:30, quando è già buio. Il sindaco Mario Conte, poi raggiunto in veste ufficiale dal vice sindaco Andrea De Checchi, è in prima fila dopo aver ringraziato i volontari e i partner dell'evento. Vi prego anche di prestare un po' di attenzione a questo stand che è per una persona speciale, anzi per tante persone speciali. Quelli che vedete indossare questa maglia sono agenti della polizia locale che si stringono attorno alla famiglia di un collega. C'è stata data la possibilità di dare visibilità, come potete vedere, all'associazione La Stella di Marta, che è dedicata praticamente alla figlia di un collega che purtroppo nell'estate del 2020
ha avuto un'emorragia cerebrale molto grave e da lì è stata allettata. Ho degli amici, ho dei colleghi, ho delle persone meravigliose e gli mando un bacio a tutti. Li abbraccio tutti col cuore perché sono meravigliosi. Il piglio del nuovo Treviso Urban Trail è marcatamente sociale. Immancabili le presenze di Lilt e Avis, protagoniste in tutti gli eventi targati Corri Treviso. È stato un evento veramente eccezionale a cui la Lilt è sempre presente con la sua prevenzione per tutta la popolazione di Treviso. Le emozioni sono state fortissime, vedere un fiume di luce, un fiume di colore che ha illuminato la nostra città è stato stupendo. Noi abbiamo avuto i nostri volontari a disposizione per raccogliere promesse di donazione, qualche donatore si è avvicinato e per noi è un successo grande. Il percorso era anche tutto sommato anche sciolto, libero dal traffico, interessante, divertente con i vari saliscendi che sono stati inventati soprattutto su e giù per le gradinate delle mura. Una bella corsa, piacevole. Bel percorso, ben tracciato, proprio bello. È la mia prima corsa, quindi è stato bellissimo. Treviso è una bellissima città. Dove ci sono i momenti di ritrovo, dove c'è sport, dove c'è voglia di correre, di divertirsi, noi ci siamo. Noi abbiamo una linea di prodotti Mondo Natura, giusti per questa iniziativa, giusto per gli sportivi, quindi siamo contenti di esserci e speriamo che questa collaborazione possa continuare. La carica dei 600 si è sviluppata interamente per strade e piazze del centro storico. Lasciate le mura, il percorso è entrato nel cuore della città, passando per San Francesco, attraverso piazzetta San Parisio e andando verso piazza San Leonardo. Poco dopo piazza Borsa, in via Toniolo, la ripida ascesa lungo la fontana di piazza Sant'Andrea, punto più alto della città, ha obbligato più di qualcuno a fermarsi per rifiatare. Da qui il lungostile, le riviere e via via i punti più suggestivi e tecnicamente avvincenti della città. Una notturna così bella a Treviso non si era mai vista.